organizzato questa celebrazione, questo incontro. Auguro buon appetito e per la premiazione faremo nella seconda parte della serata. Buona serata. Allora, il premio delle forze dell'ordine 2016 viene assegnato al luogotenente Pasquale Tardino, comandante della stazione di Irakea, in oltre 30 anni di servizio nell'arma dei carabinieri. Stiamo parlando dei capelli bianchi, quindi esperienza si parla. Si è particolarmente distinto nel tempo per la qualità dei rapporti umani instaurati con le autorità locali e la cittadinanza e per essersi dimostrato sempre disponibile nell'accogliere e sostenere i cittadini che hanno cercato aiuto e solidarietà a tutti i carabinieri. Complimenti. Buonasera a tutti, vi presento l'appuntato scelto mare Gerardo Maria Agresti, graduato in forza della stazione navale di Venezia, che viene premiato perché si è reso protagonista di una meritoria attività di soccorso in seguito di eventi atmosferici noti che hanno interessato la Riviera del Brenta nel mese di luglio 2015 e vi do lettura nel dettaglio della motivazione. Graduato in forza di una stazione navale e dimostrando altissimo senso del dovere, sprezzo del pericolo e straordinaria solidarietà umana, interveniva libero dal servizio in soccorso di una persona rimasta intrappolata dalle macerie della propria abitazione, crollata a causa di un eccezionale evento atmosferico. Immediatamente raggiunto il luogo del disastro, si adoperava, dopo aver posto in sicurezza una conduttura del gas danneggiata, nella ricerca del malcapitato, estraendolo dalle rovine sotto cui era sepolto e prodigandosi nel prestargli i primi fondamentali soccorsi in attesa del personale sanitario. Il risoluto, coraggioso e tempestivo intervento svolto in un contesto ambientale particolarmente difficile e rischioso risultava determinante per il salvataggio di una vita umana e riscuoteva il plauso della superiore gerarchia e contribuiva ad elevare l'immagine e il prestigio del corpo cui appartiene. E quindi per questo io lo ricordo. Vi presento l'ispettore capo Massimo Maiolo, in forza al commissariato PS della Polizia di San Marco, Venezia. L'ispettore Maiolo, il 26 ottobre 2015, libero dal servizio, interveniva sul treno regionale in partenza da Venezia Santa Lucia diretto a Vicenza, in ausilio al personale preposto al controllo dei titoli di viaggio, al fine di bloccare un cittadino straniero che stava dando in escandescenza. Nella circostanza veniva aggredito e colpito ripetutamente, riportando trauma toracico e numerose fratture. Il suo zelo, la sua prontezza, nonché la determinazione operativa nell'arrestare il soggetto hanno consentito di tutelare l'incolumità fisica del personale di Trenitalia e dei passeggeri presenti, che hanno immediatamente espresso il loro apprezzamento per l'operato del poliziotto. È stata l'ennesima occasione in cui l'ispettore capo Massimo Maiolo ha messo a disposizione dei cittadini la propria professionalità, maturata nei 28 anni di servizio congiunta a grande senso del dovere. Approfitto di giocare in casa per presentare l'istruttore capo Marco Borco della Polizia Locale di Venezia, del reparto motorizzato, che è una vera eccellenza di questa città, sconosciuta ai più. Marco Borco è un operatore di polizia stradale, uno di quelli che fa i controlli per strada ed era specializzato a fermare camion stranieri e ha cominciato ormai 13 anni fa a intercettare patenti contraffatte, cioè autisti che non avevano titolo di abilitazione, quindi capite il pericolo per la circolazione in tutti. Venezia è la prima grande città, il primo polo industriale vero dell'Italia dal confine orientale, per cui per noi questa presenza è una presenza interessante e molto significativa. Una volta facevamo bietolari e sovraccarichi dei camion, le bietole con le sponde alte.
con l'apertura dei confini all'est il problema dall'Egitto è passato ai camion che trasportano in tutto, ma soprattutto di persone che le guidano in condizioni assolutamente precarie, che quindi mettono in pericolo la sicurezza di tutti. Bene, questo signore, per passione individuale, un giorno è venuto da me chiedendo l'autorizzazione di fare una mezza follia, cioè di scrivere a tutte le ambasciate presenti a Roma per farsi mandare, gli specciano dei documenti di identità, dei documenti dei mezzi e delle patenti di tutti i paesi del mondo. E ha fatto una banca dati, poi abbiamo 190 paesi al mondo di cui abbiamo i documenti. Bene, questo signore ogni anno, ormai da quasi una decina d'anni, fa 800 perizie su documenti di qualsiasi tipo per tutte le forze di polizia di tutto il Trivento quantomeno. 200 circa per noi, 600 per tutti gli altri del Trivento. Quindi non ha un episodio particolare, non ha un riconoscimento per un episodio particolare, ma perché è veramente uno di quei servitori della Repubblica. Noi non siamo dipendenti dello Stato, ma siamo dipendenti della Repubblica, che hanno messo a disposizione la propria intelligenza e la propria voglia di fare per costruire un servizio utile a tutti i cittadini. Marco Boscolo oggi, poliziotto locale, quindi proprio il più infimo delle forze di polizia, anzi neanche delle forze di polizia, perché noi non siamo inquadrati tecnicamente come forza di polizia, però è stato invitato l'altro giorno a Tallinn a fare il relatore in un congresso internazionale con 58 paesi sul falso documentale, e oggi fa il consulente della Gendarmeria Vaticana sempre sul falso documentale. Piccole soddisfazioni per una grande operazione. Grazie. Emozionante, e di nuovo un enorme grazie a tutti voi per tutto quello che fate tutti i giorni. Io chiederei all'ammiraglio Bernard, che è rappresentante invece delle forze armate questa sera, ma credo a Venezia sia il più alto in grado, io purtroppo mastico poco, ma se vuole rivolgerci una parola di saluto. Grazie, prima di tutto volevo ringraziare per questo graditissimo invito, è già il secondo invito che ricevo a questo evento, e come è successo l'anno scorso sono venuto molto volentieri per assistere a questa premiazione di colleghi, anche se effettivamente loro sono forze di polizia, noi siamo forze armate, ma cooperiamo costantemente anche a Venezia e i rapporti sono eccellenti, anche in una realtà molto particolare come questa, quindi effettivamente per me è un piacere. Relazioni che sono e rapporti che sono straordinari. Ricordavo proprio poco fa con il colonnello qui del comandante della stazione navale della Guardia di Finanza, e la cooperazione che abbiamo costantemente tra Marina e Guardia di Finanza nelle operazioni di controllo dei flussi migratori, e quindi effettivamente è per me un grande piacere. Poi assistere e vedere motivazioni così importanti che vanno dalla vita di tutti i giorni, come quella del luogotenente dei Carabinieri, che svolge una importantissima funzione di controllo costante, anche se magari silenzioso, a poi eventi così straordinari come quelli dei colleghi della Guardia di Finanza e della Polizia, o straordinario questo della Polizia Municipale. Così insomma tutti insieme loro come forze di polizia concorrono alla sicurezza interna. Noi invece partecipiamo alla sicurezza, principalmente alla sicurezza esterna, ma le forze armate in generale, come ben sapete, nelle operazioni strade sicure cui partecipano tutte le forze armate, concorriamo
diciamo, all'attività di sicurezza interna che è portata avanti invece in maniera così straordinaria e con questo enorme sacrificio da parte delle forze di sicurezza, di polizia, delle polizie municipali e di tutti quelli che svolgono il controllo dell'ordine pubblico nel nostro territorio. Che il Rotary faccia questo è bellissimo e questa cosa mi riempie di soddisfazione, è proprio per questo che ho gradito moltissimo questo invito anche quest'anno e ho avuto il piacere appunto e l'onore di poter partecipare anche io. Grazie ancora a tutti.